Decisi ad andare avanti con un unico obiettivo dichiarato, la convocazione al più presto di un tavolo nazionale. Primo giorno di sciopero di 418 chimici della Versalis di Porto Marghera. Ferma tutta la logistica con blocco all'alba delle spedizioni della linea dei chimici e assetto al minimo tecnico per il propilene. Un punto di forza per i lavoratori che, fermando Porto Marghera, fermano di fatto anche i petrolchimici di Ferrara, Ravenna e Mantova e dimostrano quanto sia fondamentale il sito. Mettendo in discussione il petrolchimico di Porto Marghera non è un problema solo di Porto Marghera, ma del quadrilatero, cioè di 4 petrolchimici del nord-est d'Italia. Fallito un estremo tentativo dell'azienda che ha offerto ai lavoratori un incontro per il 5 settembre con la dirigenza di Versalis, accettata ma senza retrocedere di un passo sullo sciopero la convocazione per un incontro in prefettura per il 21 agosto. I 418 dipendenti di Versalis e i 2000 dell'indotto vogliono capire cosa sarà del futuro. Il 18 agosto, secondo l'accordo firmato a Roma il 10 febbraio, doveva ripartire la produzione del cracking, ma il cambio al vertice dell'ENI ha rimescolato tutte le carte in tavola, rimandando a oltranza la data di avvio degli impianti. Non abbiamo avuto nessun tipo di risposta, non abbiamo nessun tipo di tavolo e non abbiamo una data di riconvocazione a livello nazionale per poter parlare con ENI, che è quella che decide, sul futuro di Porto Marghera. Lo sciopero va avanti a singhiozzo, come annunciato il 5 agosto, domenica e poi martedì e giovedì, in attesa di decidere nuove iniziative. Vogliamo un tavolo nazionale con ENI, con le segreterie nazionali che facciano da garante a quello che stiamo vivendo qui a Marghera, però il problema è capire cosa si vuol fare del cracking di Porto Marghera.